Buonasera, questa puntata si intitola Il guaio di chiamarsi Pino perché il protagonista del caso che tratteremo finì in galera e si fece 2 anni essendo stato scambiato con un altro Pino. Ma il dannoso equivoco forse non sarebbe stato così gravido di conseguenze senza la complicità del telefono. Il telefono, sappiamo, ormai è quello che ci serve per mantenere certi contatti, intrecciare amori, fare affari, ma in questo caso possiamo dire che anche la libertà può essere appesa al filo del telefono. L'innocente di questa puntata dunque era colpevole soltanto di chiamarsi Pino e di essere abbonato al telefono. In realtà si faceva chiamare Pino, ma il suo vero nome è Giuseppe Mauriello, un nome che alla maggior parte di voi dice pochissimo, ma che dirà moltissimo quando scoprirete chi è. Per parlare del suo caso, nel quale c'entrano canzoni e sceneggiate napoletana, droga, delitti, musicassette, falsificazioni delle stesse, oltre allo stesso signor Mauriello abbiamo l'avvocato Salvatore Gallina Montana che lo difese davanti al Tribunale di Palermo e il dottor Guido Viola, sostituto procuratore di Milano, che costituirà come al solito il nostro punto di riferimento giuridico. Tra pochi istanti assisterete a un filmato. State attenti perché la chiave dell'inghippo, l'inizio dei guai del signor Mauriello è alla fine, là dove un attore che interpreta in realtà il signor Francesco Paolo Pizzimenti avvicina il signor Mauriello per proporgli un certo affare. Era una sera imprecisata della fine di agosto del 1982 all'Arenella di Palermo. Silenzio per favore, silenzio, grazie, silenzio. Ecco a Pino, eccolo qua Gragnano, grazie Pino. Dal repertorio della canzone napoletana Pino. Canterà per voi la più appassionata delle canzoni, Wappalia! Data con guaglione malavi che indosso che t'assai e sta serenata io sono innamorato di Maracari che la femmina più bella da abbracciare lascia pure stato capo per dire poi insieme fa sempre cantare ma c'è bevuto un bicchiere perché stanotte voglio indossare sciadate per guaglione e malavita. Alla fine del concerto, un ammiratore si avvicina a Pino Mauro e gli propone di cantare in ottobre a Pizzo d'Ossuna. L'accordo è presto fatto, con 2 milioni di anticipo. Pino Mauro non sa che tutti i suoi guai nasceranno da quell'incontro. Non sa che quello sconosciuto che mormora un nome qualsiasi, poi dice che chiamerà come Enzo il siciliano, è Francesco Paolo Pizzimenti, il cui telefono è sotto controllo dai carabinieri che lo sospettano di essere un trafficante di droga. Avrete già riconosciuto il signor Giuseppe Mauriello, altro non è che Pino Mauro, il re della sceneggiata napoletana. Ne parleremo subito dopo la breve interruzione. Sono innocente vi è presentato da Salora TV Video. Signor Pino Mauro, a me non piace quelli che si danno del tu in televisione. Perché? Io le do signor Pino Mauro. No, signor Pino Mauro. No, Allora, preferirei Pino proprio. Pino, signor Pino. Visto che me la Rolanda Guai, questo Pino, di San Giuseppe. Chiedi prima di tutto chi è lei, meglio di quanto non possa farlo io. Come ha cominciato, perché è diventato il re della sceneggiata napoletana. Ma Merola è convinto che lei è il re della sceneggiata napoletana? Dice che è lui, com'è? Sono affari suoi. Affari suoi. Ma lei chi dice? È lei?
No, io non ho mai detto, Non io l'ha mai sono e non sono. Ma- So soltanto che nasco come cantante nel 56 come cantante e attore, e quindi ho iniziato molto prima, di 12, Ok. 13 anni, ma adesso non è questa non siamo qui per polemizzare sul... No, se vuole polemizzi. No. Ma- Quindi nasco nel 56 come cantante, sono 30 anni e più di carriera, Ma lei è studiato con giovanissimo, sacrificio. quanti anni ha? È meglio che non lo diciamo, signor Zucconi, perché il pubblico vuole sempre, cioè vuole sempre vederti come giovane, Benissimo. anche se chi qua è giovane da Sposato, 4 chiodi, 4 figli. 3 femmine e un maschio. Allora, qual è stata la sua carriera prima dell'incontro con la ingiustizia? Qual è stata la mia carriera? Sì, i momenti più belli della sua carriera. Il Festival di Napoli, teatro cioè un teatro popolare napoletano, tante canzoni di successo, 50 dischi 50 realizzati con le migliori casi GBS, RCA, Sì, Vis Radio e così via. E ogni anno puntualmente con lo spettacolo di prosa, abbastanza con un discreto successo. Ecco, io ho letto in un'intervista, in una sua dichiarazione, non so se era giusta, che lei a quell'epoca, prima di finire carcerato, guadagnava 6 milioni a sera, è vero? Penso qualcosa in più. Qualcosa in più, benissimo. So che piaceva molto a Totò, lei, Sì, e ha cantato anche per Malafede. Achille Lauro, un comandante, vero? Quindi aveva degli estimatori. certo. Allora, senta, abbiamo visto nel filmato che lei viene avvicinato da questo Francesco Paolo Pizzimenti. Che cosa le chiese? Che cosa le propose? Ma vede, oggi purtroppo, col nascere di queste emittenti radio libere, Sì? e perché lì c'è stato un po', si è guastato un po' l'ambiente Sì. per quanto riguarda i collegamenti tra gli D'accordo. impresari, quindi tutti questi qui che si sono improvvisati, presentatori delle radio libere, si misero a fare gli impresari, organizzavano loro questi spettacoli, quindi era diventato un fatto normalissimo che una persona che si presenta a un cantante e lo scrittore immediatamente. Viene questo signore vicino, si presenta come Enzo, Enzo il siciliano. Enzo, e mi propone di accettare 2 serate a Palermo col mio spettacolo da tenersi quando redebuttato con la sceneggiata. Accetto perché ovviamente il giro si prepara Certo. prima, tutto quando, accetto questi 2 giorni, anche se lì conoscendo la Bua ed altri impresari come Ruvolo e tutto quanto, però poi ci sono dei contrasti con questi impresari che a volte uno Sì, cerca di evadere, e accetto questa E che cosa le dà in proposta, cambio? mi dà 2 milioni in contanti, In contanti. come anticipo e poi Certo. per concludere. Contratto. Allora, però, succede che nel novembre 82, mentre lei viveva a Ignaro e preparava il suo nuovo spettacolo La Sì. Sfida, anzi l'aveva già incominciato a rappresentare a Torino, a Milano, eccetera, incominciano certe intercettazioni telefoniche. Il telefono di Enzo il Siciliano a Palermo è messo sotto controllo. Vediamo questa ricostruzione.
Dal telefono di Enzo Siciliano partono 7 telefonate secondo le risultanze processuali, una delle quali arriva nella sua abitazione. Risponde una voce femminile, forse sua moglie, e lui dice: dica a Pino, o anzi dica al signor Mauro, no, che quelle cassette non le ho trovate, non sono nulla. Perché succedeva, mi pare, che c'era in giro delle falsificazioni. Ecco, durante quel periodo io avevo registrato un LP chiamato, cioè intitolato Ciao, Sì. e che andava molto bene come vendita. Cioè. Sì. Quindi c'erano dei falsi che mi distrussero quella. il mercato. Non si guadagnava una lira. Chiesi anche sul mercato di Palermo se era possibile recuperare qualche cassetta falsificata. È tutto qui. Vorrei anche precisare questo, che la mia utenza, cioè il 94 Sì. all'ora 6800, Sì. è scritto sotto tutte le locandine d'Italia, Giusto. manifesti e Di lettere. questo ne parleremo. Oh. Io qui vorrei dirle una cosa, però ricordare una cosa. Lei aveva incaricato di questa ricerca di falsi, di truffe, anche un certo Pollicino, non quello della favola. Io Pollicino mai conosciuto, Mai mai conosciuto. visto in faccia, mai... Sì, non l'avevo incaricato perché A negli nessuno. atti processuali si dice che lei aveva avuto contatto Perfettamente, anche con ecco, Pollicino, questo. che poi finirà Anche il morto giornale, ammazzato, ecco. vero? Mai conosciuto Allora, questo senta, Pollicino. ma vorrei chiedere a Mauro, chi era questo Pino suo omonimo? Questo Pino. Ma dagli atti si dice che Giuseppe Portanova, Pino Portanova. Pino E Portanova, fu arrestato questo Pino? che io sappia, no? Fu interrogato? Dagli atti sì. E come mai non fu arrestato? Era un confidente della Questo polizia? vorrei saperlo anch'io. Era un confidente della polizia? Io non è che lo posso Ho dire, capito. però Lo vorrei suppongo sapere il io. motivo perché Ho al quarto mese si è a conoscenza, anzi, gli stessi carabinieri dicono, in sintesi tutto qua, che non sono in possesso di elementi del Mauriello e del Pino, quindi non possono stabilire che si tratta del Pino di Pino Eh beh, Mauro. sì. Quindi il 26 giugno si trova, gli inquirenti trovano questo Giuseppe Portanova dal nome Pino, lo fermano, gli contestano le stesse cose mie, E poi lo accetta lasciano. di queste contestazioni del numero di telefono suo, dell'appartamento di Roma in via De Rupi, e ha 2 fratelli, è stata ad Urbania e non viene arrestato, e io rimango dentro. Diciamo anche che lei non sta a Roma, ma sta in provincia di Salerno, vero? A parte tutto. Oltretutto. Beh, allora io vorrei Cioè, chiedere... ma vorrei anche dire questo, che in quel momento della telefonata, in ogni telefonata che mi si contestava, io ero a 1000 chilometri sulle tavole di Di ogni teatro palcoscenici. con documentazione. Dottor Viola, quando la magistratura mette sotto controllo un telefono, è possibile non soltanto sapere a chi telefona o che cosa dice colui che telefona, ma è possibile anche sapere a quale numero telefona. Certamente. Ecco, allora, com'è possibile che questo telefono di Porta Nuova, che è lo 066777 di Roma, venga confuso col telefono di Mauro, che è 081 91 68000? Com'è possibile questo? E questo non lo devi chiedere a me. Posso dirle che quando si dispone un'intercettazione telefonica si sa che il numero intercettato viene registrato e vengono registrate tutte le telefonate in partenza e in arrivo. Ovviamente dal numero di partenza si sanno anche tutti i numeri chiamati. Ho capito, quindi non ci devono essere equivoci. Ci Assolutamente. dobbiamo fermare un momento perché poi vorrei porre la stessa domanda all'avvocato Gallina Montana. Un attimo per la solita pubblicità. La più giovane vittima della droga a Berlino. Cristiane F., I ragazzi dello zoo di Berlino, è fra tutti i film di questa serie quello che mi ha commosso di più, anche perché è una storia vera, come potrebbero viverla tanti nostri ragazzi. Ne parleremo a Riflettore, dopo il film, cercando una risposta alla domanda che ci assilla: che fare contro la droga? Riflettore, domani sera alle 20:30, su Rete 4. Questo programma è proposto da Mont Blanc, The Art of Writing. Tocca. Una goccia d'acqua non può penetrare. I liposomi con acqua minerale panna penetrano in pochi secondi.
Sorgente Panna, la nuova bellezza. Con Fiesta e Brioche Ferrero in regalo uno splendido zainetto. Sono arrivati? Eccoli qua. Wow! È lo zainetto Seven con le tasche. Comodo e di moda. Chiedilo anche tu. È facilissimo. Bastano 20 punti di Fiesta o Brioche Ferrero. Infeltrito. Ce l'hai messa tutta, eh? Sì. E l'hai infeltrito. Ecco qua, nuovo Soflan anti-infiltrante. Stai a vedere, è una novità clamorosa. Però non me lo ricordavo così bello. Soflan è tutto nuovo. Lo usi a mano e in lavatrice. Non ti fa infeltrire la lana, lavaggio dopo lavaggio. E anche tu potrai dire, non me lo ricordavo così bello. Mistero, emozione, seduzione. Emerge una forza nuova. Sabato 12 e domenica 13, porte aperte alla Renault. La chiave per vincere è Suggente numero 46 e Suggente Viaggi e Gente Motori di novembre. Non mancate, emergerà. Super Polygrip presenta... Guarda che cosa ti ho preparato. Dai, vieni a mangiare. Grazie, ma da quando ho la dentiera? Allora, dai ascolto a tua madre. Usa Super Polygrip. Guarda, lo fanno anche in televisione. Ed è vero, vedi? Tiene la dentiera ferma e non ti si irritano le gengive. Super Polygrip? Tienilo. Oggi ti trovo in forma. E la dentiera? Guarda. Super Polygrip. Fidati dell'esperienza. Professionisti preparati che cercano maggiori responsabilità e dinamiche aziende che offrono opportunità di lavoro si incontrano ogni giovedì su Il Giornale, nelle pagine riservate alla ricerca del personale. Il Giornale del giovedì. Aziende di rilievo cercano collaboratori di rilievo. Sono Innocente vi è presentato da Salora TV Video. Stavamo parlando delle intercettazioni telefoniche che contribuirono all'arresto di Pino Mauro, avvocato, ma come fu possibile collegare questi due telefoni, uno di Napoli o del Salernitano, uno di Roma, lui che veniva chiamato Mauro con quell'altro che veniva chiamato Pino? Come fu possibile questa connessione? Per la verità, gli inquirenti partirono da un dato certo: l'arrivo nell'utenza della segreteria telefonica di Mauro di una telefonata della quale abbiamo parlato. Quella di Ezio Siciliano. Esattamente. Ipotizzarono, giacché Mauro si chiama Pino, che il Pino di Roma potesse identificarsi nella persona del qui presente nostro amico. Ho capito. In ogni caso, torniamo a lei, Pino. Lei a un certo momento decide, per ragioni sue, di non andare più a quel concerto che le aveva proposto Ezio Siciliano. Esatto. E vuole anche restituire Cioè non è che l'anticipo che ha non avuto. decisi di non andare perché non volevo D'accordo, non mi mantenere gli interessa, impegni. lei non va. Ecco. E quindi Ho restituito come l'importo ed è chiuso lì, senza... come dove lo restituisce? Firma e importo. Firma che cosa? Perché poi mi si viene accusato Un di aver assegno. messo all'ordine di... Un assegno. Ecco, lei però non mise il nome. Assolutamente. È vero. Dottor Viola, poiché questa mancanza di nome del destinatario, cosa che facciamo tutti delle volte quando diamo un assegno, fu assunta anche come un altro elemento di colpevolezza di prova, ma che male c'è a spiccare un assegno e lasciare il nome in bianco? È reato? È certamente una imperfezione perché la legge sull'assegno vuole che sia anche datato e detto, almeno che non si scriva al portatore. Un altro settore, quindi però. dovremmo pensare che è un assegno al portatore. Certo, se questo è un solo elemento o un elemento su cui è stata basata la responsabilità presunta del signor Mauro, mi sembra molto poco. Perlomeno è uno degli elementi. Dalle risultanze processuali io ho letto che a un certo momento, per mantenere la connessione a tutti i costi con Ezio Siciliano, si insinua che Mauriello, o il signor Pino Mauro, abbia speso quei 2 milioni per acquistare droga per se stesso, è vero? Sì, per la chiusura poi come motivazione hanno dato anche questo. Ecco, ma lei aveva precedenti di acquisto di droga? Che io sappia no. Che lei sappia. Io ho solo precedenti di canzoni, di storie di coltelli e basta. Storie di coltelli, ma nelle canzoni. Nel teatro. E così si arriva alla fatale sera del 12 dicembre 1982. Signor Mauro? Sì, mi dica. Polizia. E allora? Qua c'è. Ci segue.
ci segua qualcosa? Non si preoccupi, sono soltanto delle piccole formalità. Informazioni mi tira il braccio, va? Voi chi siete? Autografo. Siamo ammiratori del signor Mauro. Ammiratori? Ammiratori. Documenti, per favore. Perché? Ma noi non c'entriamo nulla. Per favore, non mi faccia perdere. Va bene, seguiteci anche voi. Ma perché? Ma dico, cosa... Che cosa seguite? Ma io ho mia moglie e mio figlio fuori. Non si preoccupi. Con i carabinieri e lo avevano accontentato mandandolo agli arresti domiciliari. E qui è stato raggiunto dal killer che lo ha eliminato. Storie di Palermo e di delitti senza colpevoli. Fu interrogato per queste storie? Fu sentito? Ma interrogato in dibattimento, Sì. Cioè il Presidente volle sapere i rapporti perché dalla copia del processo si legge che ero talmente legato, addirittura mi si dà l'accostamento di padrino mio, insomma, cioè io ho il figlioccio, lui il padrino. Ma come lei, io conoscevo il Marchese soltanto perché a Napoli lo ho aiutato, gli ho fatto fare qualche particina Ma negli non spettacoli. conosceva
giustizia vengono apprestate in tempo. Grazie, cordialità, eccetera. Io l'imbuco nella nostra consueta cassetta delle lettere, efficientissima, l'avete vista. Ecco. E vi do appuntamento per la prossima settimana, alla stessa ora, sulla stessa rete, al fine di ascoltare un'altra incredibile storia vera. Grazie e buon proseguimento di serata. Sono innocente vi è stato presentato da